Caccia a 3 banditi, probabilmente dell'est, che l'altra notte hanno assaltato la villa di un albergatore jesolano. L'uomo è stato picchiato e derubato della cassaforte. L'Associazione Nazione Rom ha denunciato il presidente del Consiglio regionale Ciambetti, parole razziste e discriminatorie, e l'accusa. Intanto si prepara il ricorso contro i Daspo per gli aggressori del sindaco di Caerano. La Regione Veneto si costituirà parte offesa nella vicenda degli anziani maltrattati all'Iras di Rovigo, aperta intanto una commissione tecnica d'urgenza per le verifiche amministrative. Lutto nel mondo dell'imprenditoria veneta, è morto Giancarlo Ferretto, 84 anni, è stato presidente dell'Associazione Industriale di Vicenza e di Confindustria Veneto. Spaccio e criminalità, via i tavolini all'aperto dalla passeggiata davanti alla stazione di Padova. Si è arresa anche la catena statunitense che ora ospita i clienti solo all'interno del locale. La montagna veneta ferita dopo la tempesta Baia, turisti che si perdono sui sentieri danneggiati, preoccupazione per lo stato dell'alveo dei torrenti alluvionati. Primo controesodo d'agosto, tra rientri e partenze il traffico è molto sostenuto su tutta la rete stradale del Veneto, code in A4 con 2 tamponamenti e in A27. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo dai minuti davvero di terrore vissuti da un albergatore jesolano con un assalto in villa a Ferragosto. Il noto ristoratore è stato legato, imbavagliato, picchiato e poi rapinato dai banditi che volevano le chiavi della cassaforte. Poco più di un anno fa era stato rapinato nella hall dell'hotel mentre prestava servizio notturno. Il rapinatore, poi arrestato, lo aveva colpito in testa col calcio della pistola, obbligandolo ad aprire la cassaforte, ed era fuggito con quasi 20.000 euro più altri $2.000. Ora l'incubo peggiore si è ripetuto ancora una volta per un albergatore jesolano di 55 anni, svegliato di soprassalto nel cuore della notte da 3 rapinatori che avevano preso di mira la sua villetta. Entrati da una finestra, volto travisato, decisi e senza scrupoli, i malviventi hanno legato il padrone di casa e lo hanno malmenato fino a che non gli ha indicato dove fosse la cassaforte. L'albergatore è stato chiuso in una stanza mentre il terzetto si occupava, munito del necessario armamentario, a sradicare letteralmente il forziere dal muro per poterlo scassinare altrove con comodità. Sul posto è poi arrivata la polizia, allertata dallo stesso padrone di casa non appena è riuscito a liberarsi. Pesanti le conseguenze del raid, tra il denaro contenuto nella cassaforte e i danni del suo sradicamento supererebbe i 10.000 euro. Il caso del sindaco di Caerano picchiato e dei fondi per l'inclusione dei nomadi mai spesi, l'Associazione Nazione Rom ha denunciato il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti per le sue dichiarazioni rilasciate alla nostra emittente. Parole razziste e discriminatorie è l'accusa, intanto si sta preparando il ricorso contro i Daspo che hanno colpito i 3 aggressori. Caso Caerano, l'Associazione Nazionale Rom ha formalmente denunciato alla Procura della Repubblica di Treviso il presidente del Consiglio regionale del Veneto e commissario della Lega Trevigiana Roberto Ciambetti per le sue dichiarazioni alla nostra emittente. Chi vuole rimanere da noi deve rispettare le regole che ci sono, aveva detto. Chi cerca di eluderle o di infrangerle con il furto e l'accattonaggio non è ben accetto. Rilascia dichiarazioni che sono di chiaro discriminazione contro rom sinti e camminanti, perché lui parla che dobbiamo rispettare le regole, che i rom e sinti non rispettano le regole, la civile convivenza, dice che i rom e sinti e camminanti infrangono queste regole perché rubano o fanno accattonati. Toni identici, dice, a quelli per i quali l'associazione a marzo aveva denunciato anche il sindaco di Treviso Mario Conte. Zuinisi annuncia anche azioni contro il provvedimento di allontanamento da Caerano per 3 anni che ha colpito i 3 aggressori del sindaco, padre e 2 figli. Noi ora supporteremo questa famiglia per fare un ricorso al prefetto e annullare questo dato, perché questo signore che ha sbagliato pagherà davanti al giudice. Prese di posizione che non fanno retrocedere di un passo Ciambetti, che anzi ribadisce quanto affermato ai nostri microfoni. Non mi sembra di aver detto nulla di razzista né di discriminatorio. Io ho solo richiamato il fatto che chi vive nella nostra società, vive nei nostri territori, deve rispettare le leggi e le regole, come fanno la maggior parte dei cittadini. Se qualcuno non intende appunto stare a rispettare quello che è previsto dalle leggi vigenti, può andarsene, non ho detto nulla di particolare, però appunto se questo serve
serve a far lavorare i loro avvocati ci mancherebbe nessun problema, però appunto mi sembra che siano cose di buon senso e che soprattutto la maggioranza dei cittadini fanno normalmente. La Regione Veneto ha annunciato che si costituirà parte offesa nella vicenda pronta qualora si arrivi a processo nei confronti dei 9 operatori inquisiti. A costituirsi anche come parte civile lo annuncia il Presidente del Veneto Luca Zaia in merito alle denunce di maltrattamenti agli anziani ospiti che hanno portato alla sospensione e all'interdizione lavorativa di 9 dipendenti dell'IPAB Polesana. Il Tribunale di Rovigo ha infatti sospeso con misura cautelare personale e il divieto temporaneo di svolgere attività professionale 7 OS dipendenti dell'IRAS e 2 operatori di una Coop addetta al servizio di pulizia. La Regione Veneto per parte propria ha già costituito d'urgenza una commissione tecnica per un'analisi dettagliata di quanto accaduto. Proseguono con un grande dispiegamento di forze i pattuglioni per arginare il degrado in Campo Marzo. Siamo a Vicenza. Vicenza è stata presa d'assalto nella settimana di Ferragosto dai grandi flussi del turismo internazionale, ma basta spostarsi di qualche passo dalla Basilica Palladiana e dal Teatro Olimpico per vedere un'altra città che vive sotto il costante assedio del degrado. A Campo Marzo sono infatti in corso da giorni controlli e verifiche che rientrano in una maxi operazione destinata a combattere il degrado in ogni sua forma, nelle aree più colpite dal dramma della droga e dell'emarginazione. Questura, Polizia Locale ed Esercito sono al lavoro con decine di uomini e mezzi per ridurre al minimo la presenza di spacciatori, sbandati e tossicodipendenti nell'immenso spazio verde davanti alla stazione di treni e i controlli si susseguono letteralmente a tappeto. Nel corso delle ultime ore sono state controllate circa 100 persone, dei quali 30 extracomunitari. C'erano pure 2 minorenni nei gruppi sui quali si è concentrata l'attenzione delle forze dell'ordine. Nel complesso sono stati identificati ben 45 pregiudicati per reati legati a droga e furti e sono state appioppate 3 denunce ad altrettanti tossicodipendenti italiani per violazione ai rispettivi fogli di via obbligatori. Durante uno dei controlli è stata notata una giovane italiana che stava contrattando l'acquisto di una dose con un gruppo di extracomunitari che si sono dileguati all'arrivo dei militari in divisa. Sul posto è arrivata anche una pattuglia delle volanti della questura vicentina ed è stato fermato un nigeriano che però non aveva con sé nulla di compromettente. Nei pressi sono state però trovate molte dosi di marijuana e cocaina già pronte per la vendita. Il pattuglione proseguirà anche nei prossimi giorni per confermare l'attenzione delle autorità nei confronti di una situazione che desta sempre allarme nei cittadini. Sono in molti infatti i telespettatori di Rete Veneta che mandano alla nostra redazione segnalazioni, foto e video inquietanti sul flusso ininterrotto di droga che circola in Campo Marzo. Via i tavolini all'aperto dalla passeggiata davanti alla stazione di Padova. Un anno dall'apertura si è arresa anche la catena statunitense che ospita i clienti da qualche giorno solo all'interno della sua struttura. Lo sbarco del KFC in stazione era stato salutato come la soluzione dei problemi. Gente in stazione, movimento per combattere quello che purtroppo è sotto gli occhi di tutti. I tavolini non ci sono, resta in bella mostra la struttura grigio scuro con l'inconfondibile marchio, simbolo del pollo fritto fast food in tutto il mondo. Si sono arresi anche loro, gli americani, che già sin dall'inizio avevano lanciato un monito ai malintenzionati, e in questa zona ce ne sono molti, a evitare minacce ai dipendenti o comportamenti aggressivi, piena telefonata alle forze dell'ordine. Il plateatico del ristorante, 40 posti circa, doveva rappresentare la rinascita dell'area. Hanno vinto ancora gli spacciatori. I dipendenti che non parlano al microfono dicono che la situazione era difficile. Da qualche giorno, con i clienti solo all'interno, si sta meglio. La stazione intanto continua a presentare un biglietto da visita più che modesto per la città. Da dove arrivate? Milano. Come trovate la situazione qui in stazione a Padova? Non bellissima. Vecchiume? E anche un po' così trasandata? Abbastanza. Sì. Meglio Milano? Sì, forse sì. Per ora a perdere è la città di Padova. L'impegno c'è stato, ma la partita segna una sconfitta. A nulla è valso neppure togliere le auto dalla via dove si alternano negozi multietnici, negozi chiusi, come chiuso da anni resta l'Hotel Monaco. Idee ne sono state proposte tante, in parte anche realizzate. Il viale che adesso è intitolato a Norma Cossetto, il Boulevard, era nato proprio con l'intenzione di creare una promenade, una passeggiata a ridosso della stazione di Padova.
per ora nessuna ha funzionato. Viaggiava in treno con ben 6 kg di marijuana. Siamo sempre a Padova, dove è stata arrestata nella zona della stazione una richiedente asilo nigeriana. Era partito da Roma il suo viaggio in treno lungo la penisola con un borsone pieno zeppo di marijuana. Prima tappa della giornata a Bologna, da dove su un convoglio locale aveva raggiunto alle 10:15 la stazione di Padova. Ferma, in attesa a un binario dove non sarebbe a breve partito alcun treno, la giovane donna, una nigeriana di 23 anni, ha attirato l'attenzione degli agenti della polizia ferroviaria. La donna è stata accompagnata in ufficio per l'identificazione e qui il contenuto della borsa si è paventato in modo inconfondibile, saturando la stanza dell'odore di cui gli agenti hanno immediatamente capito la natura. Aperte tutte le finestre, la polizia ha chiesto alla donna cosa ci fosse nel borsone. Dopo aver tentato di negare che la valigia fosse sua, la donna si è arresa. Dalla borsa sono saltate fuori 6 confezioni di marijuana per un peso di 6 kg. La donna, richiedente asilo per motivi di protezione internazionale e finora incensurata, è stata arrestata. Vicenza piange Giancarlo Ferretto, imprenditore e filantropo che con la sua fondazione San Bortolo portava avanti un'operazione di continuo miglioramento dell'ospedale cittadino. Lutto nel mondo dell'imprenditoria e del sociale di Vicenza e del Veneto. È morto dopo una lunga malattia Giancarlo Ferretto, fondatore e per lungo tempo presidente del gruppo di produzione di sistemi automatici di magazzinaggio che porta il suo nome. Aveva 84 anni, molti dei quali spesi per guidare le associazioni di categoria degli industriali vicentini e veneti in momenti di grande trasformazione per l'economia della regione. Commendatore ricopriva anche il ruolo di presidente della Fondazione San Bortolo, che dal 2008 lavora in modo incessante per migliorare attraverso un'intensa attività di raccolta fondi e iniziative la qualità dei servizi dell'ospedale di Vicenza. Fedele al suo motto, per il quale si può sempre fare qualcosa di più, l'imprenditore aveva portato avanti fino all'ultimo il suo impegno per il nosocomio cittadino. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, unisce il ricordo personale al cordoglio ufficiale per la scomparsa di Ferretto e ne ricorda la grande tenacia e la voglia di fare, che ha fatto grande, dice il governatore, non solo la sua impresa ma il suo territorio. Come i grandi imprenditori che hanno fatto la storia del Veneto, è stato un grande propulsore della solidarietà e dell'impegno sociale, ricorda Zaia, fondatore e animatore della Fondazione San Bortolo, che ha fatto grandi cose per l'ospedale di Vicenza e la sanità veneta. Il Veneto gli deve essere grato e riconoscente anche per questo. Ferretto viene ricordato con affetto e cordoglio anche dalla presidente di Vicenza for Children, Coral Bassarrico. I vertici della Fidasberica ricordano che l'imprenditore ha saputo mettere a contatto le tantissime associazioni di volontariato che operano nella sanità vicentina, facendo superare rivalità e visioni ristrette. Il sindaco Francesco Rucco ne esalta le qualità imprenditoriali, umane e sociali e ringrazia Ferretto al nome dell'intera città per quanto ha fatto per la comunità. Ha rappresentato al meglio il modello industriale capace di successo, dice Rucco, impegnato in modo impeccabile nella sua azienda, ma anche punto di riferimento per i colleghi vicentini e veneti, essendo stato il loro presidente per tanti anni. Allo stesso tempo era un uomo di grande sensibilità verso la scuola, la cultura e la sanità. I funerali si svolgeranno martedì mattina in Duomo. In Veneto nei primi 6 mesi del 2019 sono scomparse 600 aziende artigiane, un dato che conferma una tendenza registrata già da qualche anno tra chiusure e mancate aperture. Il Veneto è ancora la locomotiva d'Italia. No, non lo è, ovviamente è una delle regioni più importanti e significative dal punto di vista economico. Lombardia e Emilia Romagna stanno andando molto meglio di noi, però noi teniamo il passo, chiaramente la difficoltà c'è e si fa sentire. L'immagine di un Veneto dall'economia vivace, animata da un fitto tessuto di migliaia e migliaia di aziende, vacilla, almeno per quanto riguarda le imprese artigiane, nella fotografia scattata dall'ufficio studi della CGIA di Mestre. Per quanto riguarda le aziende artigiane, negli ultimi 10 anni abbiamo un saldo negativo di 17.000 unità, quindi lo stock è sceso clamorosamente, ma anche in questi primi 6 mesi dell'anno oltre 600 aziende in meno. Questo ovviamente è preoccupante perché il mondo dell'artigianato è stato una realtà significativamente importante per lo sviluppo di quest'area e oggi invece si trova in grave difficoltà. L'unico territorio a registrare un risultato positivo è stata la provincia di Venezia, +3.
A segnare la contrazione più marcata in valore assoluto invece Vicenza, meno 218. Il Veneto è comunque in buona compagnia, ad eccezione del Trentino Alto Adige. In tutte le altre regioni italiane il saldo dei primi 6 mesi è stato negativo, ma solo la Sicilia e l'Emilia Romagna hanno registrato un risultato peggiore del nostro. Perché si chiude, ma soprattutto perché non si apre una nuova azienda? Ma perché ovviamente le tasse sono troppo elevate, la burocrazia è eccessiva, in particolar modo per i imprenditori è estremamente difficile avere il credito da parte delle banche, quindi sono tutta una serie di concause che fanno sì che le aziende artigiane se ne aprono sempre meno e invece aumentano quelle che cessano l'attività. Il 17 agosto del 2017 moriva nell'attentato di Barcellona il giovane ingegnere bassanese Luca Russo. Oggi una messa per ricordarlo e per dire no alla rabbia e alla vendetta. Hanno partecipato alla messa in ricordo di Luca Russo, il giovane ingegnere bassanese morto il 17 agosto di 2 anni fa nell'attentato a Barcellona, quando un furgone guidato da un terrorista si lanciò sulla folla lungo la Rambla, travolgendo le persone come birilli. 16 morti, 15 feriti. Si trovava a Barcellona con la fidanzata Marta Scomazzon, che rimase ferita. È lei che con la sua forza d'animo, nonostante l'enorme dolore che l'ha colpita, ha sempre lottato per tenere vivo il ricordo di Luca, a cominciare da quell'albero che ha voluto piantare al Giardino Parolini nel cuore di Bassano, simbolo di vita. Una gratitudine particolare la dobbiamo a Marta, per come nell'ordinario, nel quotidiano, lei ha saputo rigenerare questo evento, no? E darci il segno proprio di una persona molto giovane che riprende la vita quotidiana fatta di impegno, fatta di tutto ciò, ecco, che la quotidianità porta con sé. Penso che questa prova della vita in qualche modo sia, per quanto dura sia stata, è una prova che devo assolutamente superare, insomma sto riuscendo a superare bene, mi sembra, e a continuare quello che avevo in mente di fare, finire gli studi, laurearmi, andare avanti con la mia vita, fare tante cose e vediamo adesso cosa mi aspetta, però sinceramente andando avanti a tappe sicuramente riuscirò a proseguire. Luca Russo e l'evento che è collegato a lui sono una ferita, come è stato giustamente ricordato, ma sono anche, mi permetto di dire, sono stati in questi anni anche un processo comunitario, un processo anche interiore di tante persone che ha dovuto, per forza di cose, anche farsi alcune domande, interrogarsi, ecco. E questi eventi ci provocano e ci invitano proprio a domandarci che tipo di esseri umani, che tipo di comunità vogliamo essere, che tipo di interazioni vogliamo creare. Grazie a Cinzia, a Gioventù Incantata, a Giovani Voci Bassano. La cronaca ci porta a Vigo d'Arzere. Per anni si sono riforniti di corrente elettrica rubandola alla rete pubblica. 2 persone sono state arrestate e vivevano nel campo nomadi. Aveva collegato la loro casa e servito di corrente elettrica almeno altre 25 persone. La coppia di origine nomade residente a Vigo d'Arzere, arrestata dai carabinieri con l'accusa di furto aggravato in concorso di energia elettrica. Una manomissione alla cabina della zona il gioco era stato fatto con serena pace e nell'inconsapevolezza dei più. 72 anni lui, 65 lei, entrambi sono stati rimessi in libertà, ma dopo l'azione penale partirà quella risarcitoria da parte dell'Enel che sta quantificando in queste ore l'ammanco effettivo. Secondo quanto ricostruito sinora, il furto potrebbe andare avanti da circa 14 anni. La bolletta, quando arriverà, sarà a dir poco salata. Ci fermiamo per qualche istante, ritorniamo tra breve. Domenica.
Di nuovo in diretta, edizione veneta dei telegiornali di Antenna 3, andiamo nel Bellunese col blackout telefonico che da 8 giorni si vive in Valle di San Lucano, in Agordino, dopo l'incendio del 24 ottobre alle pendici della prima pala di San Lucano e la furia della tempesta Vaia. Chi vive in questa zona chiede interventi urgenti, fa paura la condizione dell'alveo del Tegnas. È tutto a terra, tutta la valle del lungo e del largo è tutta a terra. Adesso si vede meno, ma ce ne sono tante piante in mezzo a quelle che si vede in piedi. Non è più come prima, non è neanche più bello, non si va da nessuna parte, né su per di là, né su per di là, da nessuna parte. Vivere lì che manca le strade, manca i sentieri dove che si va in montagna, adesso siamo dietro che si fa tutto quanto, però un po' alla volta, un po' il comune, un po' i volontari, si fa un po' tutto, insomma, ma la via è lunga. Ovunque ci si giri in Valle di San Lucano il paesaggio è desolante, l'incendio delle pendici della prima pala di San Lucano il 24 ottobre e la tempesta Vaia pochi giorni dopo hanno stravolto questa parte del territorio di Taibon Agordino. Sono passati oramai moltissimi mesi e chi vive in questa, che è una delle fra le valli più belle dell'Agordino, sta patendo non pochi disagi, non pochi disservizi. Uno di questi è legato alla mancanza del telefono, manca tutto, ci dicono anche le linee telefoniche. Esattamente, da 8 giorni siamo anche senza linea telefonica. Avete protestato? A chi vi siete rivolti? Beh, alla Telecom naturalmente, però non è che ci dà retta più di tanto. Non nasconde la sua preoccupazione la sindaca di Taibon Silvia Tormen. Al telefono ci dice gli interventi programmati dal Servizio Forestale Regionale non partiranno prima del prossimo anno. Entro il 30 settembre saranno definiti i lavori delegati al Comune. L'urgenza è l'alveo alluvionato del torrente Tegnas che in caso di piena potrebbe esondare causando l'interruzione della viabilità e l'isolamento della frazione di Col dei Tra. Un colpo al cuore, pure per i turisti abituati a frequentare la valle. Spero vivamente che prima arrivi di nuovo l'inverno venga ripulito tutto, perché secondo me è già predisposto, come posso dire, un altro disastro, perché con le prossime piogge e quant'altro ormai è tutto, non c'è un canale libero. 3 distinti interventi intanto dei Vigili del Fuoco di Asiago, ma tutti per lo stesso motivo, persi nei boschi danneggiati proprio dalla tempesta Vaia. Ci sono le raccomandazioni sui social, quelle nei siti di gite, i consigli degli esperti, degli amministratori locali e anche quelle dei turisti più affezionati, ma evidentemente gli avvisi non bastano e c'è sempre chi vuol fare da solo. Così nelle ultime 24 ore i Vigili del Fuoco di Asiago sono dovuti intervenire in 3 diversi episodi, ma tutti capitati per la stessa imprudenza, persone disperse nei boschi, quelle danneggiati dalla tempesta Vaia, dove gli alberi sono caduti e i sentieri si sono confusi, in parte nascosti dalla vegetazione, in parte senza i consueti punti di riferimento oppure con la segnaletica danneggiata. Così ecco i Vigili del Fuoco intervenire a Roana, poi a Rubbio e infine nella piana di Marcesina, la più danneggiata di tutte. Chi si era perduto sulla piana è stato ritrovato a tarda sera e per fortuna alla fine nessuno si è fatto male. Pensare che in un caso le persone disperse erano anche delle guide, degli accompagnatori esperti di percorsi montani, eppure non è bastato per avere timore di un territorio che è completamente cambiato nel giro di pochi minuti. Già dal giorno dopo la tempesta, a novembre, le motoseghe erano entrate in azione, i sentieri principali erano stati immediatamente oggetto di pulizia, prima sommaria, poi più approfondita, ma per rivedere tutti i percorsi CAI liberi e in perfetta efficienza ci vorrà ancora molto lavoro. Purtroppo Vaia ha lasciato il segno, per 1 anno o 2 abbiamo ancora dei problemi, quindi ulteriore appello: non addentratevi in quelle zone colpite da quell'uragano perché sono zone ad alto rischio. Oggi tra l'altro sono zone di cantiere, come se fosse una casa in costruzione o un ponte in costruzione, quindi vi invito a stare lontani da quelle zone perché sono ancora più pericolose. Primi rientri dalle vacanze oggi, un altro weekend da bollino rosso sulle strade del Veneto.
Primo weekend di controesodo d'agosto e le previsioni della vigilia sono state confermate. Traffico intenso e code su tutte le principali arterie della regione da e per le località di vacanza. Litorale, laghi e montagna veneta presi d'assalto per il ponte di Ferragosto cominciano a registrare i primi rientri ma anche gli arrivi di chi ha scelto la seconda parte d'agosto per le ferie. Rallentamenti e incolonnamenti hanno caratterizzato tutta la giornata anche per alcuni incidenti che hanno ulteriormente aggravato la situazione. Code fino a 7 km stamani in A4 tra Spinea e Padova Est per un tamponamento tra auto. Traffico molto sostenuto anche nelle due carreggiate della A4 in prossimità delle località del litorale, in particolare nell'area di San Donà di Piave e La Tisana. Un lungo serpentone di auto anche verso la montagna stamane, coda in A27 direzione nord dalla Marca fino a Pian di Vedoia e all'innesto con la 51 di Alemagna. E bollino rosso è previsto anche per la giornata di domani. Bollino rosso, ricordiamo a tutti che significa che il traffico è assolutamente intenso su tutta la rete viaria principale e suscettibile di imprevisti che lo possono congestionare e bloccare in qualunque momento, trasformandolo in cosiddetto codice nero, cioè traffico bloccato e quindi code, lunghe code e disagi per la circolazione. La raccomandazione per chi deve mettersi in viaggio è sempre quella della prudenza, informandosi sulle condizioni del traffico. Si ricorda che il divieto di circolazione per i mezzi pesanti, che oggi si è concluso alle 16, riprenderà domani, domenica, dalle 7 alle 22. È tutto per questa sera, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro una buona serata, una buona domenica e vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. L'anticiclone protegge il nostro territorio. La giornata di domenica 18 agosto si prospetta dunque all'insegna del tempo stabile. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, il cielo si presenterà infatti sereno o al massimo poco nuvoloso, specie sui monti, ma senza precipitazioni associate. Temperature stazionarie minime tra 17 e 20 gradi, massime comprese invece tra 27 e 32 gradi, ma sarà un caldo decisamente sopportabile. Prevalenza di sole anche sul Friuli Venezia Giulia, il cielo risulterà tuttavia maggiormente coperto dal pomeriggio sulle aree alpine, ma non sono attese piogge particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 18 e 23 gradi, massime tra 27 e 30 gradi. Bel tempo infine anche sul Trentino Alto Adige, anche in questo caso avremo un cielo sereno al massimo poco nuvoloso su tutta la regione. Temperature minime tra 15 e 18 gradi, le massime oscilleranno invece tra i 31 e i 33 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.